Seconda parte del Bosco dei Sogni. Siamo in diretta, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Introduciamo subito il nostro nuovo ospite. Ciao Alberto. Ciao Max. Piacere di fare la tua conoscenza, di conoscerti e di entrare in questo campo così particolare come quello di cui tu ti occupi e che riguarda comunque la ricerca di sé, cosa di cui amo tantissimo parlare. Ora, intanto conosciamoci un pochino. Di cosa ti occupi, Alberto Scanferla? Sì, allora io mi sono occupato per quanto riguarda la ricerca personale per diversi anni di diverse tecniche fra le quali c'è anche l'astrologia. Allora io ho fatto per un po' di anni il naturopata e quindi ho utilizzato appunto diverse tecniche. L'astrologia per me è stata una delle scienze che ho utilizzato non tanto nella maniera tradizionale che viene usata per una lettura, quanto per un percorso personale. Quindi nel tentativo di trovare delle informazioni che avessero un significato profondo per la ricerca del sé. Un percorso che può essere fatto con tante altre discipline. Non ho mai cercato una lettura per sapere cosa può succedere da un punto di vista, non lo so, per gli affari, per gli affetti. Non è certo quello l'interesse che ho avuto per l'astrologia. Certo, quindi come abbiamo sempre detto qui al Bosco dei Sogni, anche occupandoci di altri strumenti come ad esempio gli arcani maggiori e così via, non esiste per noi, appunto, non è un discorso di aspetto divinatorio o di predire il futuro, ma semplicemente uno dei tanti strumenti che abbiamo per entrare un po' in sintonia col messaggio magari anche del momento, con la nostra energia attuale, insomma, o le cose da superare e mettere in luce con noi stessi. Certo. Da questo punto di vista, cosa ci puoi dire in merito al tema natale di una persona, secondo la tua esperienza? Sì, allora già la parola stessa, astro e logia, ci danno un'informazione importante. Allora, astro sono le stelle, i pianeti e le stelle, quindi la natura che ci circonda, il cosmo che abbiamo attorno, e logia è discorso. Quindi è come se le stelle avessero un discorso da farci, avessero qualcosa da raccontarci. Questa è una bella visione, secondo me, perché vede l'uomo inserito in un ambiente dove vive, cioè inserito nella natura. Ed è per quello che le stelle possono dirci qualcosa, è per quello che i pianeti hanno qualcosa da dirci, perché siamo in rapporto con tutto quello che ci sta attorno. L'astrologia è una scienza antica, una scienza che accompagna da millenni l'uomo e ha un linguaggio di tipo simbolico, un linguaggio diverso da quello che siamo abituati a utilizzare nella vita di tutti i giorni. Noi ragioniamo con la logica, quindi il pensiero segue la logica. L'astrologia no, come i tarocchi, come un percorso che si può fare con la Divina Commedia, come un percorso spirituale, non parlano in maniera logica, parlano in maniera simbolica e sono in grado di dare delle informazioni molto più profonde. Quindi l'utilizzo dell'astrologia serve proprio a questo. Per fare l'astrologia c'è bisogno di fare il tema natale, quella che viene chiamata la carta del cielo. Allora la carta del cielo o tema natale, già anche loro nel loro nome hanno qualcosa da dirci. Quindi tema natale vuol dire che noi alla nascita abbiamo un tema da svolgere, un compito. Ed è questo il significato profondo dell'astrologia, quella che attraverso la natura che ci sta attorno è in grado di dirci qual è il compito che noi dobbiamo svolgere nella nostra vita. La lettura di un tema natale non è una cosa che si può fare a livello così veloce di una lettura, quella ha un significato e può aiutarci a capire determinate cose, ma un percorso fatto col tema natale è una cosa che può accompagnare anche tutta la vita una persona, ha lo stesso valore di un percorso spirituale, di un percorso fatto con la Divina Commedia, di un percorso fatto con i tarocchi. E quindi ha un significato molto più profondo. È una cosa, appunto, come dici tu, molto particolare perché forse noi nel nostro linguaggio comune siamo abituati a sentire termini un po' astratti, un po' astrusi, come andrà marzo, come andrà la settimana e come Esatto. andrà per i gemelli. In realtà quello di cui ci sta parlando Alberto è un qualcosa di molto più approfondito e che riguarda anche tecniche molto più antiche di quello che supponiamo, non così
plateali, mettiamola così. Certo, certo. Allora, quell'aspetto dell'astrologia più plateale, più divinatorio, purtroppo è la conseguenza di un'evoluzione umana che un po' alla volta ha lasciato la conoscenza antica, la tradizione, quindi tutte quelle scienze come l'astrologia, come i tarocchi, come il Tao, come i grandi scritti tipo il Corpus Hermeticum, che un po' alla volta, proprio perché l'uomo ha cambiato il modo di ragionare, il modo di pensare e ha tentato di descrivere il mondo solo attraverso la scienza, quindi l'intelletto e la scienza col pensiero logico, non ha più capito il linguaggio simbolico. L'astrologia proprio ne ha sofferto perché era una scienza che veniva studiata nelle università fino al 500, fino al 600, e ne è uscita nel momento in cui c'è stata la rivoluzione copernicana, dopo Galileo e Newton, quando si è capito che la Terra non è il centro dell'universo, è crollato un pochino tutto il sistema tolemaico. Allora, a quel punto la scienza ha incominciato a dire che la scienza antica, cioè la tradizione, questo linguaggio simbolico, non erano più in grado di dire la verità, ma lo era solamente il pensiero logico che portava, l'illuminismo che portava la luce, la ragione che portava la luce sulle scienze oscure che erano legate un po' all'illuminazione e alla magia. Ma perché? Perché non ha più capito il messaggio. L'astrologia, come da tutte le scienze antiche, non parlano di quello che succederà domani, di una magia che può succedere perché qualcuno ha dei poteri particolari, ma dicono che l'uomo, raccontano la verità dell'uomo, cioè che fa parte della natura, che deriva da un evento unico, e tutte le religioni antiche, le conoscenze antiche dicono la stessa cosa. Noi partecipiamo, facciamo parte di una natura dalla quale deriviamo. Questa natura ha delle leggi ben precise, e se noi rispettiamo, riconosciamo e rispettiamo queste leggi, ci sentiamo integrati nella natura e facciamo il nostro compito, stiamo bene noi e facciamo stare bene anche la natura. Quindi è un messaggio molto alto, un messaggio molto importante. Ecco perché la lettura di un tema natale può aiutare molto una persona. Perché se noi pensiamo che un individuo, un qualsiasi individuo, è costituito di cellule, ogni cellula del suo corpo a un certo punto si specializza. Diventa un tessuto, diventa il cuore, diventa il polmone, quindi fa un'individuazione, diventa specializzata. Se noi pensiamo che facciamo parte di un'umanità e vediamo l'umanità come un individuo, è la stessa cosa. Se noi diventiamo quello che dobbiamo essere, cioè siamo quella cellula, quel progetto che è iscritto nel nostro tema natale, allora a quel punto noi non solo stiamo meglio, perché facciamo quello che dovevamo fare, sviluppiamo il nostro progetto, ma facciamo stare bene anche tutto quello che ci sta attorno, siamo in armonia con la natura. Armonia è una parola bellissima e molto utile da applicare di questi tempi, non una tantum, ma io direi veramente giorno dopo giorno, sia quando ci alziamo al mattino, sia quando andiamo a letto la sera, proprio per ripulirci un pochino, fare un po' di mente locale, centrarci rispetto a tutto quello che ci circonda, perché c'è molta confusione ultimamente. Cosa possiamo, partendo da quello che ci siamo detti all'inizio, cioè esistono tanti strumenti che riguardano la ricerca di sé, ognuno avvicina, attira il suo o i suoi nel momento in cui decide di incamminarsi in questo percorso, naturalmente. Cosa possiamo tenere conto o estrarre dal tema natale di una persona in merito al suo motivo o motivazione di vita, di percorso di vita? Possiamo estrarre tantissimo, perché un tema natale, un percorso fatto in una certa maniera con un tema natale, come diceva Jung per esempio, è un mandala, perché il tema natale è un cerchio, è una circonferenza al cui centro si vede l'individuo, quindi l'individuo, la parte profonda, l'essenza della persona è al centro del tema natale. Nella circonferenza sono disegnati come in un mandala i pianeti, le costellazioni, le case, quindi i settori della vita, e gira tutto attorno all'individuo come se fosse il centro dell'universo, del suo universo. Queste energie pretendono soddisfazione, quindi la persona avrà un carattere, una costituzione, delle passioni, dei punti deboli a seconda di dove sono messi questi pianeti e come parlano fra di loro, come si aspettano fra di loro. Allora la persona
può venire a sapere tantissime cose, cioè la sua costituzione è importante da un punto di vista medico, difatti c'è l'astrologia medica, è importante da un punto di vista psicologico, difatti può sapere quali sono i suoi punti deboli, è importante da tantissimi punti di vista, ma quello che è più importante è proprio il fatto che nel tema natale si arriva attraverso tutte queste informazioni al centro, ci si individua, è un percorso di individuazione come una psicologia junghiana, che ovviamente viene fatto nel tempo, non è che si può svolgere in qualche mese o in qualche anno, è proprio un percorso di vita. E porta al benessere, porta, come dicevamo prima, non solo al benessere, all'individuazione e all'equilibrio. Nella Vita Nova, Dante, che poi la Vita Nova è diciamo l'incipit della Divina Commedia, quindi la prima puntata della Divina Commedia, spiega proprio questa cosa. A un certo punto appare a Dante Amore in forma di fanciulletto e piangente. Allora Dante gli dice: ma come mai piangi? Cosa c'è che non va? E Amore dice: io piango per te perché io sono al centro della circonferenza, dove tutti i punti sono distanti nella stessa maniera e tu sei in periferia, sei nella periferia. Ecco, questo è il senso del tema natale, ci aiuta a portarci al nostro centro. Tutte queste informazioni di chi siamo ci aiutano a svolgere meglio il compito che ci è stato assegnato. E quando siamo al centro tutti i punti sono distanti, quindi tutti alla stessa distanza, quindi siamo in equilibrio. Il percorso della Divina Commedia è perfettamente sovrapponibile a un percorso astrologico come un percorso fatto con qualsiasi altra scienza esoterica. È la stessa cosa, dicono la stessa cosa parlando un linguaggio un po' diverso, proprio perché la simbologia, il linguaggio simbolico, è il linguaggio dei 1000 significati, non ne ha uno solo come quello scientifico e quindi raggiunge meglio ogni uomo, ogni persona. Ci sono tanti percorsi perché ogni persona trova il suo, è più vicina a un percorso piuttosto che a un altro. E la lettura del tema natale è la lettura del centro. È quella lettura che ci porta al nostro centro, a individuarci e a compiere il compito che ci è stato dato nella vita. Quando si inizia a parlare di aspetti simbolici, di simboli e via dicendo, è bello perché ci sono più livelli di lettura, ci sono più aspetti di cui tenere conto e considerare. Allora, Sara, complimenti per la bellissima trasmissione, Max. Posso chiedere che cosa intende il tuo ospite con simbolismo? A cosa fa riferimento? Grazie mille. Ok, i due linguaggi dell'umanità, i due grandi linguaggi dell'umanità sono quello scientifico, quello razionale, mentale che conosciamo tutti quanti, quello che usiamo ogni giorno, e poi c'è il linguaggio simbolico. Il simbolo è un modo di parlare dell'uomo antico che non ha un significato solo. Per esempio, quando io penso o dico la colomba rappresenta non solo se stessa come animale, ma a livello simbolico è l'animale della pace, ma è anche un animale che vola, quindi rappresenta la parte aerea, la parte più alta, rappresenta lo spirito. Gli uccelli in generale come simbolo sono legati al cielo, però possono avere molti significati. Quindi il linguaggio simbolico, oppure quando parliamo di Marte per rientrare nell'astrologia, Marte è il dio della guerra, ma è anche il coraggio, è l'energia vitale, è la vita che sboccia in primavera, è il sangue. Quindi è un linguaggio che ha tanti significati contemporaneamente, rimanda ad altri significati, non si esaurisce con un linguaggio solo. Questo per la scienza non è possibile perché una parola, un numero deve avere solo quel valore o solo quel significato, altrimenti non c'è più possibilità di comunicazione. Questi due modi diversi di parlare della vita sono i due modi che a un certo punto si sono allontanati, non si sono più capiti. Bisognerebbe tornare a metterli assieme. Non è che uno è giusto e l'altro sbagliato, fanno parte tutti e due dell'esperienza umana, sono i modi che noi abbiamo di capire la verità, di vedere la vita che ci circonda. Se riusciamo a metterli insieme, allora riusciamo a capire meglio le cose, arrivare alla verità. Ricorda un po' il discorso dell'equilibrio tra i due emisferi, quello più logico, razionale e quello creativo. Certamente, certo. Una comunione tra i due. Assolutamente sì, ed è l'unico modo per arrivare alla verità, perché i due modi divisi portano tutti e due, dice, per ritornare a Dante, portano tutti e due all'inferno.
Ci sono due canti meravigliosi, uno parla di Paolo e Francesca nell'Inferno di Dante e uno parla di Ulisse. Paolo e Francesca rappresentano l'amore, quindi se usi l'amore per conoscere le cose, solo l'amore finisce all'inferno. Se usi la mente, l'intelletto, Ulisse l'eroe più furbo, finisce all'inferno anche lui. Ma è solo con Virgilio e Beatrice, quindi Virgilio, la mente che accompagna l'uomo nelle sue conoscenze, che poi a un certo punto ammette di non poter conoscere tutto, di non sapere tutto, che cede il passo a Beatrice, che rappresenta l'anima, che rappresenta il Christos, cioè la voce della natura, la voce di Dio che ci arriva attraverso il Christos, quindi il Logos, che ci permette di andare a piani superiori, ad avere una verità più alta. Abbiamo 4 modi di conoscere le cose. Abbiamo i sensi, quindi noi possiamo percepire la realtà attraverso il tatto, la vista, l'udito, ed è una cosa pratica, reale, che vediamo tutti i giorni. Poi abbiamo l'intelligenza che ci permette di mettere insieme i dati che abbiamo raccolto con i sensi. Abbiamo i sentimenti che ci permettono di conoscere, perché pensa Max, la mamma non ha bisogno di sapere grandi cose, sa se il bambino piange perché ha male o perché ha fame o perché fa i capricci, e lo sa perché lo ama. È una via di conoscenza anche quella. I sentimenti ci permettono di conoscere le cose. Poi abbiamo l'intuito, che è la parte più alta che ci permette di accedere alle verità che la mente non potrà mai capire. Se li usiamo tutti assieme diventiamo armonici, siamo al centro. Se non li usiamo ci spostiamo alla periferia. Se noi vediamo sempre questa cosa come un cerchio, ogni volta che utilizziamo più una cosa di un'altra ci spostiamo e amore piange, perché non siamo più al centro. Non c'è equilibrio o bilanciamento. Certo che comunque Esatto. è una bella prova quella di mettere tutte queste parti di noi, prima di tutto in contatto e vedersele, e poi sapere anche come equilibrarle. Adesso c'è un'altra domanda un po' particolare, e cioè Davide che mi scrive: cosa significa avere Saturno contro? Perché secondo lui, mi scrive, ce l'ha sempre addosso sto Saturno contro, ma naturalmente sta scherzando. Allora, Saturno rappresenta proprio quel pianeta che è un po' odiato da tutti, perché Saturno è l'essenzialità, è l'andare sopra la montagna, utilizzare tutte le energie fino all'ultima goccia per arrivare sopra la montagna. È la porta, diciamo, la porta stretta. Nella porta stretta di Saturno, che è proprio l'iniziazione, si passa solo nudi e quindi chiede dei grandi sacrifici. Visto così, Saturno è diventato un po' il pianeta malefico del tema natale, ma in verità i pianeti che ci fanno lavorare, i pianeti che ci creano problemi, sono quelli che ci fanno crescere. A differenza di Giove, che è il pianeta che magari ci aiuta tantissimo, ci rende tutto facile, però può avere degli effetti negativi, perché Giove ci insegna poco. Se non utilizziamo veramente molto bene le energie di Giove, ci viene tutto facile e quando ci si presentano i problemi nella vita non sappiamo risolverli. Quindi Saturno è vero che è duro, che è pesante, ma è anche vero che è il pianeta che ci aiuta ad arrampicarci sulla montagna, ci fa arrivare sopra. Giove certe volte ci fa fermare a metà, quindi non ci sono nel tema natale pianeti positivi o pianeti negativi. Ci sono situazioni che fanno lavorare e situazioni che non fanno lavorare. Certe volte quelle che non fanno lavorare, che quindi ci sembrano facili, per dire, se naturalmente ho una fortuna economica, ho tanti soldi di famiglia, magari lavoro poco, mi impegno poco, non imparo niente, poi succede che magari durante la vita ci sono dei problemi e mi trovo ad aver fatto una vita molto agiata e dopo dover affrontare una vita poco agiata senza saper fare niente. Quindi direi che Saturno è sempre positivo. Può costare molto, può fare tanti sacrifici, può essere pesante, però ci insegna tanto. Vediamo, diciamo, il mondo in una certa maniera, però se lo vediamo in un altro possiamo anche lasciarci andare al nostro progetto, incarnarlo completamente, e allora diventa tutto un pochino più facile. Il dottor Baker, Douglas Baker, un grande esoterista, nei suoi corsi, all'inizio dei corsi, diceva sempre: ci sono 2 modi di crescere, uno è amare, l'altro è soffrire, e siccome l'uomo non sa amare non gli resta che soffrire, quindi abbiamo un'altra possibilità sempre, c'è sempre un'altra possibilità, solo che sembra che sia la cosa più difficile per l'uomo, e proprio perché ha scelto, per definire tutta la verità,
la logica, la parte razionale, l'ego, e non vuole più ascoltare il linguaggio simbolico delle scienze come l'astrologia, come i tarocchi, perché li vede come delle cose magiche, delle cose che non hanno fondamento, ma stanno parlando di qualcos'altro, stanno parlando di una tradizione che ha decine di migliaia di anni, è la cultura dei nostri antenati, il sapere di essere inseriti in una natura che ha delle leggi e che se stiamo bene, se le rispettiamo e facciamo quello che siamo venuti a fare e in cambio ne abbiamo una vita straordinaria, mi sembra che sia un messaggio di una profondità, di una bellezza incredibile, che la mente, la logica non vuole più accettare, non vuole più sentire parlare di questo, creando un mondo consumistico, capitalistico, globalizzante che è mostruoso. Quindi la risposta che ha dato l'ego con la scienza personalmente a me non piace molto. Quasi quasi direi siamo in due. Immagino. Allora, il 462, cosa può dirci il tuo ospite in merito alla Divina Commedia? Sembra che ne sappia più di quanto voglia dire. Per la Divina Commedia bisognerebbe fare 1.000.000 di puntate forse e non riusciremo a dire niente. Guarda, per utilizzare la Divina Commedia, per dire una cosettina così, parlando del libero arbitrio, parlando del centro, del sé, di cosa fa un tema natale e quindi l'astrologia che ci dice chi siamo, potrebbe venire in mente a qualcuno una cosa di questo tipo. Se nel tema natale c'è già scritto tutto quello che dobbiamo fare, insomma, allora abbiamo poca libertà. Cosa facciamo? E Dante nel XVI canto del Purgatorio incontra Marco Lombardo e gli pone proprio questa questione, perché parlano di un mondo, con Marco Lombardo parla di un mondo del 1300 bruttissimo, un mondo simile al nostro, spostato di 700 anni, e Marco Lombardo dice proprio il mondo è brutto, è pieno di cattiveria, è pieno di cose orribili. E Dante dice ti prego dimmi perché è così, perché io devo ritornare nel mondo e spiegarlo alla gente, perché come ci racconta Dante stesso, il compito della Divina Commedia è quello di rimuovere le persone dalla sofferenza e portarle nella felicità. Lui la scrive per questo e dice lui che è il motivo per cui la scrive. Quindi Marco Lombardo gli risponde e gli dice guarda, questo mondo è così, e dice perché, prima Dante gli dice ci sono due teorie, alcuni dicono che sono le stelle a muovere tutto e ritorniamo al tema natale, e altri dicono invece che dipende da noi perché siamo fatti così. Allora Marco Lombardo gli dice guarda, è vero che le stelle possono muovere tante cose, non muovono tutte, ma ammettiamo anche che muovano tutti i desideri e le pulsioni che voi avete, ma poi l'uomo ha delle cose, ha il libero arbitrio, ha la mente, e qua ci spiega esattamente a cosa serve la parte razionale dell'uomo. La mente serve, la capacità mentale, che poi è rappresentata da Virgilio in tutto l'inferno, in tutto il purgatorio, ci aiuta a decidere se le cose sono giuste o sbagliate. Il libero arbitrio ci permette di decidere se questo compito ci va bene o no, siamo liberi di farlo, e poi dice avete la volontà, e con la volontà portate avanti. Quando avete deciso con la mente che le cose sono giuste, a questo punto dovete metterle in pratica, perché è solo facendo le cose che vi potete guadagnare il paradiso. Quindi libero arbitrio, volontà, possibilità di decidere. Poi dice anche un'altra cosa molto interessante, dice se la mente è ben nutrita, cosa vuol dire? Che se c'è un'educazione sia pratica, quindi lo Stato, sia spirituale, la Chiesa, che insegnano bene alle persone. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica le cose come sono veramente, che ci aiuti a crescere. E infine conclude il discorso dicendo quando avete fatto tutte queste cose, allora liberi soggiacete. Liberi soggiacete vuol dire che noi viviamo in un mondo materiale, fisico, che se non c'è non possiamo vivere. Viviamo nella natura, se non respiriamo moriamo, se non mangiamo moriamo. Di conseguenza parlare di un uomo senza il resto della natura non ha nessun senso. Cosa che fa la mente, fa la logica. Quindi nel momento in cui noi accettiamo di essere quello che siamo, attraverso il libero arbitrio, attraverso la volontà lo mettiamo in atto, noi siamo liberi di essere noi stessi. Nella Divina Commedia ci sono dei messaggi di una profondità, di una grandezza, dei percorsi incredibili, e proprio perché è scritto in lingua italiana ed è scritto da un poeta
che parla la nostra lingua, che ha inventato la lingua italiana, è più facile per noi attingere delle informazioni importantissime, soprattutto perché poi può essere comparato con qualsiasi altro percorso, trovi le stesse cose. Ho notato anch'io questa cosa perché quando ci si mette su un dato tipo di percorso che parte sempre da noi stessi, comunque, quindi anche del avere la forza e il coraggio di vedersi nudi allo specchio, quello che viene fuori è un percorso assolutamente non dissimile, anzi armonizzante a quello proposto da Dante in questo percorso della Divina Commedia, quindi inferno, purgatorio, paradiso, ok da una parte, ma anche gli incontri che fa, anche le riflessioni che poi fa e ci riporta. Infatti Certo. c'è l'880. La Divina Commedia ha dei riferimenti spirituali cristiani notevoli. Cosa può dire Alberto a riguardo? Grazie Jack. Assolutamente sì, è un'opera cristiana, ma perché il cristianesimo, il vero cristianesimo delle origini, parla proprio delle stesse cose di cui parlano tutte le tradizioni antiche. Allora, se pensiamo, perché noi oggi con la mente, con la razionalità, andiamo a leggere le cose degli antichi e diciamo questi qua poverini erano dei babbei, non sapevano niente, avevano l'astrologia, parlavano delle stelle, la magia. E leggiamo magari della cultura egiziana, dell'antico Egitto, e vediamo con il culto dei morti che quando moriva una persona doveva andare da Osiride, presentarsi da Osiride e pesare il suo cuore nella bilancia, e questo cuore doveva pesare come la piuma matta, che è la verità. Solo se la piuma matta pesava come il cuore, la persona poteva continuare nel suo percorso spirituale, quindi accedere a una dimensione superiore a quella materiale. Ovviamente se leggiamo questo con una visione di tipo logica, razionale, diciamo, poverini non capivano cosa vivevano con gli dei, andavano nell'inferno, cosa faceva sta gente? Vivevano nel mondo magico. Ma se noi lo leggiamo come simbolo, questa storia, semplicemente dice che l'uomo di cuore, l'uomo che ha vissuto col cuore, e il cuore è amore perché è la prima cosa che viene in mente a tutti, si dice io amo col cuore, non con un ginocchio, non con il fegato, col fegato faccio altre cose. Allora, amo col cuore, quindi l'uomo che ha il cuore leggero, che pesa come la piuma della verità, può accedere. Chi vive nell'amore, chi è un uomo di cuore, può andare avanti nel percorso spirituale. La stessa cosa dice il cristianesimo delle origini. Christos è il Logos, è la parola di Dio, è la parola della natura, che ci dice chi siamo e cosa dobbiamo fare. Chi ascolta il Logos può fare la via della verità e arrivare a fare un percorso spirituale che lo porta alla beatitudine, al paradiso. Se noi pensiamo vediamo il cristianesimo come questo messaggio, è perfettamente coerente col messaggio di Dante, con quello che scrive nella Divina Commedia, perché ricordiamoci che è stato condannato a rogo dalla Chiesa e che mette un sacco di papi all'inferno. E quando dice Marco Lombardo dice voi il vostro percorso spirituale lo potete fare col libero arbitrio e con la mente, se è ben nutrita, fa un'accusa terribile alla Chiesa, perché la Chiesa era quella responsabile della spiritualità in quel momento, doveva garantire il percorso spirituale degli uomini. Quindi non è che sia proprio cattolico come libro, è cristianissimo ma non cattolico, due aspetti un pochino diversi della religione cristiana. È un libro legato alle nostre tradizioni, alla cultura antica dell'uomo, ed è un libro sul quale si può fare un percorso straordinario. Mi hai ricordato che appunto anche nell'antica Grecia, quando si davano gli ultimi saluti a un defunto, quindi c'era il rito del funerale, della sepoltura, non ci si chiedeva, non si misurava la vita dell'uomo secondo i suoi successi, nel senso quanto ha saputo guadagnare, ma ci si chiedeva semplicemente, per misurare la vita vissuta e quindi la sua reale felicità, se quest'uomo era stato in grado di amare. Amare nel Certo. vero senso della parola, questo anche nell'antica Grecia, non secondo i suoi possedimenti, ma proprio se quest'uomo ha saputo amare. Allora, caro Alberto, grazie mille di essere stato qui, siamo in chiusurissima della trasmissione. Ci dai, visto il periodo un po' sottosopra, un tuo sentire, un tuo messaggio per continuare ad avanzare con la testa alta e lo sguardo ben avanti verso l'orizzonte? Certo, molto volentieri.
Allora dico, per cambiare le cose che non vanno bene dobbiamo cambiare noi. Dobbiamo immaginare che l'umanità sia come un mazzo di carte e ognuno di noi è una carta. Se noi cambiamo e poniamo la nostra carta sul mazzo delle carte buone, il mazzo delle carte buone diventa più grande. Ed è solo così che si possono cambiare le cose, dobbiamo cambiare noi. È proprio così, si possono cambiare le cose nel momento in cui iniziamo a vederci, ad accettarci e quindi possiamo avere anche lo strumento del cambiamento già in noi senza aspettarcelo dagli altri. Grazie di cuore Alberto, io ti aspetto Grazie a qui di te. persona la prossima volta. Certamente, appena si può, molto volentieri. Grazie a te, saluto i nostri ascoltatori, ci sentiamo, ci vediamo martedì prossimo con un'altra puntata del Bosco dei Sogni.